Saluti tifoso napoletano, le ultime notizie dal Napoli sono tristi, problema per Spalletti, ma prima di continuare iscriviti al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale e rimani aggiornato su quello che succede nel club più amato dai suoi tifosi. Tra i tanti sorrisi e festeggiamenti, arriva anche un duro colpo per il Napoli. La squadra di Spalletti, infatti, è costretta a perdere Hirving Lozano, uscito per infortunio nel primo tempo della sfida contro la Fiorentina. A distanza di 3 giorni dalla partita, è arrivato l'esito degli esami dell'attaccante azzurro. Napoli, distorsione di secondo grado per Lozano. Dopo aver svolto gli esami di rito, il Napoli ha comunicato la diagnosi sull'infortunio di Lozano. Di seguito la nota ufficiale del club, che spiega come l'esterno messicano abbia rimediato una distorsione di secondo grado al ginocchio. Hirving Lozano, accompagnato dal responsabile dello staff medico del Napoli Raffaele Canonico, è stato visitato oggi dal professor Mariani a Roma alla clinica Villa Stewart. Gli esami hanno riscontrato una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni verrà valutato l'iter riabilitativo. Con ogni probabilità, dunque, Lozano non riuscirà a recuperare prima della fine del campionato. La sua stagione termina in anticipo, con il club azzurro che sta valutando un possibile intervento operatorio. Lascia il tuo mi piace e commenta a sostegno di Chuck. Iscriviti al canale e attiva le notifiche per ricevere notizie da Notizie Napoli. Calcio Ufficiale. Forza Napoli sempre e tutto per lei.